Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live informativo su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca e gli aggiornamenti che abbiamo già comunicato nel corso della mattinata. Incidente stradale questa notte verso le 3:30 all'altezza di Fratta Nord lungo la 4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un mezzo pesante per trasporto carne condotto da un autista sloveno è finito fuori strada con il carico che ha invaso la sede stradale obbligando la concessionaria Autovie Venete a chiudere l'arteria per permettere la rimozione del mezzo e il recupero di tutto il materiale. Ancora in corso, mentre andiamo in onda, l'opera da parte di una ditta specializzata. L'autista è stato trasferito in ospedale, per fortuna fuori pericolo di vita. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e postrada. È sempre in A4 e è ancora in corso tra l'altro, ma sulla carreggiata opposta si è verificato poco prima delle 8 un altro sinistro che ha obbligato la concessionaria a chiudere il tratto, questa volta a Portogruaro-Latisana in direzione Trieste-Udine. Dunque per chi viaggia da Trieste o dalla A23 verso Venezia, uscita obbligatoria a Latisana. Chiusa la rampa d'accesso del casello di Latisana per Venezia. Chi arriva da Venezia o dalla A28 ed è diretto verso Trieste, uscita obbligatoria a Portogruaro. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nel tratto in cui è in vigore il restringimento delle 2 corsie per il cantiere della terza corsia. Chiaramente se avremo ulteriori novità nel corso della mattinata vi terremo chiaramente aggiornati. E adesso ci spostiamo nel Friuli collinare perché c'è stata una scossa di terremoto poco prima delle 8:45 registrata dai sismografi della sala operativa della Protezione Civile di Palmanova con epicentro nella zona di Bordano, magnitudo 2,6 con ipocentro a 16 km di profondità. Non si segnalano per fortuna feriti o danni provocati dal sisma. Normali controlli in corso secondo le procedure di rito. Chiaramente lo stesso è stato avvertito dalla popolazione che, come sempre quando accade, insomma, il ricordo dei tragici avvenimenti sismici del 1976 da queste parti chiaramente non si sono mai dimenticati. Ed è tutto per questa edizione flash del mattino. Ulteriori aggiornamenti, come detto, sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.